In bici alla scoperta del Veneto. Tappa 7. Conegliano Veneto, Vittorio Veneto, Belluno. Salutati i nostri amici, lasciamo Conegliano Veneto. Oggi dovremo raggiungere Belluno. A Belluno è prevista pioggia tutto il pomeriggio. Abbiamo appena lasciato Ogliano, frazione di Conegliano. A metà mattinata arriviamo a Vittorio Veneto, famosa per la vittoriosa battaglia italiana del 1918. Raggiungiamo poi la storica frazione di Serravalle. Siamo appena usciti da Serravalle, che ha un centro storico veramente spettacolare. Lago del Restello. Giungiamo quindi in prossimità del lago di Santa Croce. Siamo a 20 km da Belluno, abbiamo ancora una salita tosta da affrontare. È prevista pioggia alle 15, alle 16, alle 17, quindi arriveremo quasi sicuramente a Belluno sotto la pioggia. Perché siamo qui al posto di pedalare? Perché io ho il terrore dei temporali e c'è uno che ti gira intorno. No, più che il terrore è proprio, non so se si vede, cielo nerissimo, sono cadute già le prime gocciolone. Vediamo se si sposta o se arriva. Siamo presi un bel temporale, siamo belli umidi, ma adesso ha smesso di piovere e mancano 6-7 km al centro di Belluno. Alla sera, con la lunga scala mobile, raggiungiamo l'antico centro storico. Rimaniamo impressionati dall'affascinante ed elegante quartiere, ricco di suggestivi porticati e palazzi rinascimentali e gotici. Iscrivetevi al canale e se non le avete ancora viste, guardate le nostre precedenti avventure cicloturistiche.